Aspetta, cosa devo dire? Ah, ricominciamo! Ciao Tennis Friends, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Quanto tempo che non lo dicevo? Più o meno un sacco. Anche perché tipo è un anno che non ci vediamo? Più o meno sì. Perché dicembre dello scorso anno vi ho detto così. Noi ci vediamo presumibilmente a metà gennaio. Prossimo anno. Ad agosto di quest'anno vi avevo detto che ci vedevamo a settembre con i nuovi video e è dicembre. Sono un po' in ritardo, sì, un pochino. Comunque, adesso siamo qui. Prima cosa, come sta la Spring? È rilassata, vedi che cammina lentamente. No, non è vero, dai, anche corre in realtà quando vuole. Cerca le cose per terra, sgranocchia le cose per terra. Continuiamo a fare le nostre belle passeggiate, facciamo tante cose insieme e quindi direi che assolutamente sta bene. Ora invece perché non ho fatto video tutto questo tempo? Allora, diciamo che l'inizio del 2018 è stato complicato, parecchio complicato, un bel po' di lavori, un bel po' di cose, quindi non riuscivo proprio a fare video. Ad agosto invece ero convinto che a settembre avrei ricominciato. Infatti ad agosto nel video vi avevo detto che sarei stato in una radio a fare un'intervista, quindi da lì a 2 giorni sarei dovuto andare, ma il giorno dopo è successo questo. Per una caviglia! Eh sì, per una caviglia mi sono slogato la caviglia e sono stato fermo tanto. Un mese e mezzo, abbondante. Ancora oggi ho acquisito il superpotere di saper prevedere il tempo, specialmente quando piove, perché c'è un male a caviglia quando piove. E quindi questo mi ha fermato per parecchio tempo. Una volta risolta, o quasi risolta la caviglia, comunque riuscivo a parcheggiare. Adesso capirete perché parcheggiare. Riuscivo un po' a camminare, insomma, ripartiamo con le lezioni, ripartiamo con tutte le cose. E succede questo. Ma sei un pericolo per la strada! No, aspetta. Io stavo semplicemente andando in farmacia, arrivo in farmacia, parcheggio, entro, prendo le mie cose, pago. Nel frattempo sento rumore e il risultato è quello che avete visto. Quindi io tutto a posto, Spring era anche a casa, quindi assolutamente a posto. Io ero fuori dalla macchina, però me l'hanno centrata in pieno. Quindi anche questo mi ha fermato e cerca la macchina e risolvi con l'assicurazione, fai le cose, cerca, trova. Mi ha impegnato un altro bel po' di tempo, quindi siamo arrivati a dicembre. Però adesso siamo assolutamente pronti per iniziare con i nuovi video. Come vedete ho cambiato anche un po' tutto. Ho cambiato tutto il set. Nei commenti magari ditemi se vi piace, se non vi piace. Praticamente lì io ci lavoro allo schermo. Era studiata perché lo schermo fosse acceso. Ma adesso sarà acceso. Eccoci, schermo acceso. Quindi questo video serviva per dirvi cosa? Nulla, semplicemente che ricominciamo appunto con i video. Quindi d'ora in poi un video al giorno per sempre. No, non ce la posso fare. Però un video alla settimana, questo sì, riusciremo. Magari traghettiamo un attimo fino a Natale, prossimo anno. Quindi questo era un video, diciamo così, di presentazione anche del nuovo studio. Prossima settimana invece faremo un video molto interessante. Non vi svelo di cosa parleremo, ma vi svelo che ci sarà una sorpresa. Nel frattempo magari iniziate a seguire su Instagram, perché la sorpresa potrebbe arrivare poi anche da lì. Chissà. Quindi facciamo questi 2-3 video fino a fine anno e poi da gennaio ricominciamo. Eventualmente potremo iniziare anche con qualche diretta, cosa ne dite? Scrivete sotto nei commenti se vi potrebbe far piacere. Scrivete sotto magari nei commenti anche di cosa vorreste che noi parlassimo. Ovviamente me l'avete già scritto in tutti gli altri video in cui ve l'ho chiesto, quindi io prenderò sicuramente spunto anche da lì. Però magari se vi viene qualcos'altro in mente, questo è il momento giusto per dirlo. O adesso o mai più. O il prossimo, insomma. Soprattutto ho concluso i video che eravamo a 1000 più o meno, neanche. Siamo quasi a 6000, quindi vi devo assolutamente ringraziare tutti quanti. E sappiate che assieme ad altre rubriche che inizieranno poi a gennaio, quando superiamo i 10.000 potrei iniziare a pensare di registrare qualcosa che mi è venuto in mente, qualcosa di, spero, simpatico. Quindi dai, iscrivetevi al canale, portate la gente che si iscrive al canale in modo che riusciamo a mettere su anche qualcos'altro di un po' più particolare.
ora sento la Spring che mi viene a chiamare. Quindi per questo video di presentazione, diciamo, di questa nuova serie vi saluto e chiamo la Spring per il salutino. Ed eccoci qui, un saluto da Tiz e Spring di tnsproject.com.